È una cosa che sta iniziando ad esserci, se vuole le facciamo avere le circolari, se vuole le facciamo vedere le circolari delle varie scuole, dopodiché la questione dei corsi di formazione e di corsi suppletivi nel pomeriggio è collegabilissima alla questione dei finanziamenti, perché io so molto bene, per esempio, una scuola come quale che ho frequentato io, prima dei tagli della Gelmini poteva permettersi una questione come 30-45 corsi pomeridiani, perché aderiva a una quantità molto... si proponeva, per esempio? Proponeva corsi di teatro, cineforum, proponeva corsi di lingua, fotografia, proponeva corsi necessario allo sviluppo delle competenze scolastiche. Erano cose... Perché le deve pagare una visione generale di cultura, perché allora, la scuola... attenta Cecilia, nel momento in cui ci sono le vacche grasse va ben tutto. Le vacche grasse non ci sono più, sono corsi propedeutici. E su cosa dobbiamo investire? Ma scusa E su cosa Cecilia, dobbiamo cambiare? scusa Cecilia, allora, è garantito il diritto allo studio? A scuola trovi i tuoi insegnanti, ti insegnano per le ore deputate dai programmi dei curricula? Sì. Tutto quello che veniva proposto in più al pomeriggio, che erano cose sacrosante, bellissime, giuste, tutto quello che vuoi. In un momento di crisi così grave, se non ci sono più, non arrivano a incidere e hanno dato la possibilità di accedere al titolo di studio. Sono cose in più che ti dava la scuola. Ma cosa dici che in guarda, io sono nata, sono cresciuta in un periodo in cui veniva rimandata a settembre, anche molti di questi qua che sono presenti, si veniva rimandata a settembre, non c'erano i corsi al pomeriggio, c'era la scuola di 28 ore. Una scuola di quanti anni? No, vabbè, però se lei vuole riferirsi alla scuola... una scuola di 20 anni. Forse siamo arrivati proprio al nocciolo della questione. No, guardi, la botte è siamo arrivati, vogliamo... Ma la nostra è una scuola di qualità. Nel momento in cui l'Ox Pisa dice che proprio la scuola di Vicenza è la scuola di qualità del Veneto, vuol dire che la nostra scuola è una scuola di qualità. Dopo tu vuoi farti il corso di teatro, poi allora forse è proprio il nocciolo della questione. Se lei vuole riferirsi al modello di scuola di 10, se lei vuole riferirsi al modello di scuola di 10-15 anni fa, è una questione. Noi pensiamo anche, siccome insomma, siamo cittadini e siamo una generazione, ci hanno chiamato in molti modi, una generazione che un'ora può essere a Londra, che si deve confrontare necessariamente con il resto d'Europa. La nostra critica fondamentale è perché il paese Italia e il governo italiano ha deciso in epoca di crisi, perché insomma lei ha detto le vacche non sono più grasse, bisogna tagliare l'istruzione. Questo è il discorso. Allora io le dico, perché la Francia, perché la Germania, perché il Regno Unito, perché la Spagna ha deciso di aumentare i finanziamenti alla scuola pubblica e all'istruzione pubblica. Abbiamo il PIL, uno dei PIL, il terzo PIL più basso in tutta l'Unione Europea per investimenti in istruzione. E lei mi viene a dire che in epoca di crisi bisogna tagliare ulteriormente alla scuola. Noi abbiamo l'altro punto che abbiamo è l'edilizia scolastica, guardi, nella regione come il Veneto, è una regione all'avanguardia anche per quanto riguarda la scuola, quanto le dice. Abbiamo una realtà, quanto i dati dicono, abbiamo una realtà di edilizia scolastica dove c'è il 36% di edifici che sono pericolanti. Anche oggi è uscita un'indagine su dei vari giornali su questa cosa qua ed è anche stabilito dal Ministero con uno studio che è stato fatto dopo il bollo che c'è stato a Rivoli. Noi abbiamo avuto 2 settimane fa a Mestre, a Giordano Bruno di Mestre, un soffitto che 2 giorni prima del primo giorno di scuola è crollato. Avete avuto una giunta provinciale di sinistra per un sacco di tempo, adesso c'è quella di destra. Noi possiamo anche segnalare. Ma prima evidentemente la giunta provinciale di sinistra non ha investito nell'edilizia scolastica. E invece la nostra giunta, che è di destra, ha investito molto. Guardi, mi sembra che la giunta regionale sia del suo partito assessore, mi sembra che la giunta regionale in quest'ultimo finanziaria regionale ha tagliato 260 milioni di euro. Stai tranquillo, mi fai rispondere, uno scontrino, così magari ti eviti anche. Allora, sull'edilizia scolastica io ti ho portato qua quello che la provincia di Vicenza, che è la provincia che mi compete, ha fatto in questi anni per l'edilizia scolastica, diviso anche con i soldi che diamo alle singole scuole, dopo magari ti spiego i dati, e quello che abbiamo investito. Per quanto riguarda le spese dell'edilizia scolastica, deve sapere che la Regione ha
un plafond di soldi che distribuisce alle province, le province decidono come investirli, se in manutenzione e quant'altro, e la ricognizione perché voi chiedete anche di fare una ricognizione delle strutture eccetera eccetera, pericolanti eccetera, è stata fatta dalla Regione del Veneto e ha dato proprio mandato per questo tipo di ricognizione all'assessore Galvaninero della provincia di Vicenza, che l'ha fatta per tutte le scuole del Veneto, quindi questa cosa qua adesso lasciami parlare, scusa, questa cosa qua è stata fatta. Le classi pollaio di 30 studenti, mia figlia in una classe di 15 per esempio, ci sono prime da 30. Perché sua figlia in una classe da 15? Ho detto che ci sono anche classi da... Ma perché avete così tanti pregiudizi? C'è sta carne? Che non sono mica qua per... Sì, mica arrabbiare con me. Io rappresento una parte politica, tu ne rappresenti un'altra. Allora, prendi qualche goccia, dammi. Allora, mia figlia è una classe di 15, altre sue amiche sono in classe da 24, altre, stavo dicendo, tu mi hai interrotto in modo molto educato, sono in classe da 32, le prime sono da 28, 30, 32. Anch'io quando ho frequentato il liceo ero in classe da 28, ma ti dirò una cosa per rispondere, per prendere esempio da quello che dicevi tu, visto che guardi tanto all'estero. In Germania le classi sono da 28, da 32, da 36 e hanno un maestro solo e non mi sembra che ci siano ragazzi che vanno a protestare, quindi dipende, cioè dovete anche mettervi d'accordo su che cosa volete, su che cosa volete, no, il modello di istruzione sulla Germania. Tornando all'edilizia scolastica, l'edilizia può dire scolastica, per piacere quanti soldi, perché noi abbiamo protestato anche contro l'ultima bilancio della Regione Veneto, quanti soldi sono stati tagliati all'edilizia scolastica in un momento in cui mancavano, come lei stessa sai qualche anno fa. Sai cosa ha fatto l'edilizia scolastica? Sai cosa ha fatto la Regione del Veneto? La Regione del Veneto ha fatto salvo i soldi per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, ha tagliato i soldi per i nuovi investimenti e sai dove li ha messi quei soldi lì? Sai dove li ha messi? Li ha messi nelle casse integrazioni e negli ammortizzatori sociali, perché hanno reputato che piuttosto di fare una scuola nuova ci si accontenta purtroppo di quelle che si hanno e si dà la possibilità ai padri di famiglia di mettere in tavola la pranzo e la cena. Questa scelta ha fatto la Regione del Veneto. Allora, prima di parlare dovete anche confrontarvi su dove sono andati i soldi e su quali scelte ha fatto la Regione del Veneto, che possono essere condivise o meno. Se tu poi mi dici che se io fossi stata al governo cosa avrei fatto, ti dico io sono molto critica anche nei confronti del mio governo, l'ho sempre detto, io avrei investito di più sulla scuola, avrei tagliato su altri settori, certamente, questo l'avrei fatto, ok? Non sono al governo, devo accettare di lavorare con quello che ho, ma non è criticando a sproposito che si ottengono le cose, è in un confronto positivo e costruttivo. Il confronto costruttivo si fa con i dati alla mano. Allora, se l'Ocse Pisa dice che abbiamo investito poco, comunque i risultati della nostra scuola sono risultati ottimali e nonostante noi siamo come numero di ore nei banchi di scuola più che tutte le altre nazioni d'Europa, siamo quelli con risultati minori, ci sarà pure un problema da qualche parte che non riguarda. No, non sono gli studenti, sono incarichi di studio, vanno all'estero se vogliono. No, sì, perché hanno un sacco di possibilità. Io mi giro, vado in miniera, poi vado a zappare nei campi. Ma le possibilità di lavoro ci sono per la gente che voglia lavorare. Sì, il 30% è gente che non voglia lavorare. Ma ce ne sono molti che rifiutano lavori. E per cui... Guarda, io ho la fortuna di avere anche l'assessorato alle politiche del lavoro, no? Esatto. E ho tutta la situazione di chi rifiuta, di ragazzi che magari fanno i ragionieri e che non vogliono andare a fare un lavoro più basso da ragioniere, preferiscono stare a casa, ce ne sono 6, basta che vai a parlare con gli operatori non ti accompagno, io vai, così senza niente vai a parlare con gli operatori dei centri per l'impiego e ti fai dire quanti rifiutano un lavoro che non è nelle loro corde. Va bene? E chi mi dice che io non ho lavorato, ti dico la mia esperienza. Io mi sono diplomata lavorando nei bar, in pizzeria, eccetera, eccetera. Poi mi sono laureata sempre lavorando, 2 anni fuori corso, non ero così bravissima come tutti quanti, ho sempre lavorato e mi sono mantenuta agli studi. Sono diventata insegnante di ruolo a 42 anni, quindi so benissimo cosa significa essere precari, ok? E ho sempre cercato di fare della scuola un luogo di crescita, proponendo, non sono mai andata a distribuire volantini a banda, perché guarda, se voi aveste distribuito solo quel volantino là, o questa vostra proposta, io non avrei fatto nessun tipo di commento. Quello che mi ha dato fastidio e che mi ha fatto capire che siete strumentalizzati è questo. Questo è un volantino contro il governo.
questo è un volantino di sinistra, di estrema sinistra, cara Cecilia, contro il governo. Contro il governo. È ovvio che nel momento in cui portiamo delle critiche alle scelte che sono state fatte, perché le scelte non le ha mica fatte, scusa, lei mi ha detto che è contraria alle scelte del governo in termini di tagli di investimenti. Io avrei tagliato in altri settori, ma il governo ha fatto i conti giusti. La scelta che ha fatto il governo è stata una scelta orizzontale. Infatti diciamo anche dove secondo noi si poteva tagliare. Noi abbiamo portato, l'anno scorso abbiamo presentato per esempio una contromanovra economica dicendo che al posto di tagliare 8 miliardi di euro alla scuola si potevano tagliare alla difesa, sono stati investiti 16 miliardi di euro per comprare dei nuovi caccia militari in Italia. Ci sono 50 miliardi di evasione. I finanziamenti ai giornali, no? Anche i finanziamenti ai giornali, guardi. Piuttosto, tu non, cioè io sulla difesa non avrei tagliato niente, ma sui finanziamenti ai giornali i partiti sì. Però siamo ancora una repubblica che però il PD si è sempre opposto a questa cosa qua, come mai? Guardi che la nostra proposta non c'entra niente, però fate le riunioni nella sede della CGIL e dietro avete tutti i manifesti del PD, qualcosa ci sarà, no? Quindi, io non ho mai letto una cosa, non prendetemi in giro, no, non ci prendo in giro, ma io non ti prendo in giro, ho anche una cosa, non faccio delle affermazioni che sono scrive di ma me l'avete detto voi che condividete le cose del CGIL, lo sai cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Siete politicamente impegnati, io vi dico che fate bene ad avere un'idea politica e portarla avanti. Bene. Siete impegnati. E io le rispondo che in questa dichiarazione che c'è e la prego di portarmi un minimo di rispetto. Madonna santa, hai fatto così, ho ripetuto il progetto. Lei ha dichiarato che ha sbagliato a consigliare ai ragazzi della rete di andare in miniera a lavorare. Infatti in miniera sono gente che ha voglia di lavorare, categoria a cui né loro né Quero appartengono, quindi non avrebbero alcuna possibilità di assunzione. Adesso le chiedo, allora quello che diceva prima non ha una base nel momento in cui lei ci dice che ci manda a lavorare per dirci di tornare coi piedi per terra, qui fa un'affermazione del tutto diversa e dice che invece non possiamo perché non abbiamo voglia di lavorare. E io le rispondo che lei non ha nessun presupposto per poter affermare una cosa di questo tipo. I confronti si possono avere e possono essere in questi toni e in modo rispettoso e costruttivo, senza che lei passi una settimana a dichiarare ai giornali cose false, va bene? Sì, scusa, continua. E privo di fondamento, perché noi il lavoro l'abbiamo fatto, il lavoro ce l'abbiamo e continuiamo a portarlo avanti da anni. Io ho tutto il lavoro che è stato fatto in questa provincia e si può portare tutto il lavoro che abbiamo fatto a livello nazionale, va bene? Se le posizioni sono diverse, questo è un altro conto, va bene? Però lei lei rappresenta un'autorità istituzionale, non morale, per cui lei non può giudicare il mio lavoro e soprattutto non può diffamare delle persone degli organi di stampa nel modo in cui ha fatto. Allora, io ho diffamato tanto quanto voi avete diffamato me, perché questa è la risposta. Come mia risposta alla vostra. Io non penso di aver diffamato. Non penso di aver diffamato nessuno. Voi ve la siete presa perché io vi ho mandato in miniera, perché io ho detto che io vi manderei chi sciopera il primo giorno di scuola. Manifesta il primo giorno di scuola, i volantini, questa organizzazione li manderei in miniera. Guardi che abbiamo il primo giorno di scuola noi abbiamo frequentato per la prima e l'ultima ora di scuola. Ho sentito lei, adesso magari sentite me. Ho fatto un'affermazione che non intendo ritirare, che ridirei, che fa parte anche del mio carattere e del mio modo di dire le cose. Io quando vedo certe cose, guarda, li manderei in miniera. È un'affermazione, potete dire il mio ufficio, è il mio modo di dire, non c'è nessuna, vi siete offesi, vi disoffendete, nel senso che a me non cambia niente. È montata una cosa pazzesca perché avete risposto voi, ha risposto la Moretti, ha risposto Quero. Nella seconda battuta io mi sono difesa io dicendo che non solo, cioè affermazioni di Quero contro di me, e io le ho rimandate al mittente. Noi non l'abbiamo attaccata.